anche a volte, anzi sempre, la reazione delle persone, che può essere diversa, riattaccano oppure stanno lì o ci ridono oppure si arrabbiano e ci dicono di tutto. Io sono stato fino ad ora l'uomo più insultato d'Italia, ecco, non me ne è importato niente, perché per amor del sondazzo e dei personaggi che ho inventato, delle situazioni che ho messo sul piatto, ecco. Però attenzione, Radio Blu sta vivendo una nuova nuova primavera, non direi un nuovo corso, ecco, voglio dire, anche se sembra primavera, fuori sono tutti fiorellini, ecco, un nuovo corso che prevede, e mi è stato detto chiaramente, di non far passare la minima parola, men che conveniente, attraverso questo microfono o attraverso il telefono. Quindi, come sentite, da qualche giorno io conduco il mio programma, ma non mi avete, perché io sono un professionista, amo svisceratamente Radio Blu e anche il mio lavoro, e perché no, mi piacciono anche i banchi di prova, moltissimo, e quindi perché non provare, non tentare, ecco, l'importante è non essere banale, questo è l'importante, è questo, poi il pubblico capirà chi lo è e chi non lo è. Io penso di non poterlo e non doverlo essere mai. Il giorno che mi direte di tutto, ditemi tutto quello che volete, quando mi direte banale io piglio e vado via, perché quella è la peggio cosa, insomma. Se voi potete dire tutto, insomma, e me l'avete detto, nel bene e nel male, ecco. Nel momento in cui mi si chiede questo, cioè di non far passare attraverso il mio programma nessuna espressione sconveniente, o tout court, diciamo, parolacce cosiddette, perché io ho sempre pensato che le parolacce siano altre e che la volgarità sia appunto la banalità, che è volgarità sicuramente molto più di una parolaccia, però insomma ognuno giustamente la pensa come vuole, e chi ha appunto in mano le sorti di questa radio mi ha chiesto questo. Io ho detto ci voglio provare, perché no, certo. Per provarci non ho potuto far altro, non mi è stato chiesto, ma non ho potuto far altro che togliere dal palinsesto il sondazzo. Perché ho tolto il sondazzo? Perché ovviamente il sondazzo non risponde ai requisiti, in quanto, pur essendo un programma meraviglioso, fantastico, eccezionale, pieno di umanità, di spunti, ogni giorno qualcosa veniva fuori di nuovo e di diverso e di interessante, di divertente, da riflettere, tutto, proprio il tutto, ecco, il programma tutto, ecco, malgrado questo è un programma in cui escono fuori le espressioni più diverse, e anche a volte, devo dire, sono venute fuori delle bestemmie, lo so, ma mica dette da me, ma dalle persone che, aduse a questo turpe, perché sempre io sulle parole libertà assoluta per quanto mi riguarderebbe, ecco, ma sulle bestemmie ho sempre chiuso la porta in faccia a chiunque, però in diretta scappavano a qualcuno, ne sono scappate diverse, perché sai, la gente non solo in Toscana, giustamente, perché sai, se no dice solo i toscani, no, un po' in tutta Italia arriva quello e ti lancia la bestemmia, perché il disgraziato non sa nemmeno di essere in diretta, ecco, quindi è chiaro. E io non potevo tenere questo programma in vita in questo momento, è un momento di transizione, perché poi il mio programma dovrebbe assumere una consistenza diversa, una lunghezza diversa e un diverso assetto, no? Con magari probabilmente anche qualcosa di interessante che ancora non vi anticipo. Ma a base ancora di telefonate, però non il sondazzo, ecco. Quindi non potevo fare altro che decidere di non fare il sondazzo. Dunque, quindi questa è la realtà. Io, per me, il sondazzo tutti i giorni, ho continuato a farlo per 24 anni, tutti i giorni, e tutti i giorni avevo voglia di farlo, ecco. Peraltro c'era l'altro risvolto ancora, io lo farei
Però c'è un altro risvolto ancora. Da un po' di tempo già io pensavo di almeno quantomeno sospendere il sondazzo. E perché? Forse solamente perché non volevo dare idee a tutti quelli che mi hanno copiato e mi copiano tuttora. Sì, perché purtroppo ci sono e ci sono stati, eccetera. No, non è quello, perché io sono stato una fucina di idee, basta frugare in tutto il materiale che ho già dato, insomma, per carità di Dio. Ma per l'etichettatura, sapete, sì, per questa cosa, io oggi sono andato in un negozio, sono passato al negozio a comprare una cosa, dice, ma lei è G, quello delle parolacce, ecco, capito? Ci sono persone che si fermano qui, che si fermano purtroppo qui, è famoso il mitico G, ma quello delle parolacce, è un'etichetta alla fine, quello che dice le parolacce, quello che prende in giro le vecchiette, quello che parla sempre di sesso, vero? Il G è quello lì, sì, ma si ascolta, ci si diverte, però è sempre così. Ecco, allora perché essere comunque sempre etichettato così? Ho pensato, cioè, il G, ho pensato dentro di me, mi sono detto, il G è sempre il G, io sono sempre io, e allora posso essere il G ugualmente senza questo traino forte, importante, interessante, divertente, tutto quello che vuoi, che io sarei pronto a riprendere da subito, però già pensavo di poter uscirne, c'è stata l'occasione è questa, appunto, di un nuovo corso di Radio Blu nel quale non ci sia più spazio per espressioni cosiddette volgari. Io posso pensarla anche diversamente, ma non sono uno di quelli che di fronte agli ostacoli tornano indietro, si fermano, bisogna andare avanti e superarli. Per me sono ostacoli, indubbiamente, perché mi sento dire continuamente dalle persone: non ti ascoltiamo più se non c'è il sondazzo, eccetera eccetera eccetera. Questo la cosa non è giusto nei miei confronti, a parte che ci sono anche molte persone che dicono esattamente il contrario, anzi non so quali saranno o siano di più. In ogni caso, ecco, l'occasione è arrivata, io l'ho colta al volo, ho detto sì, facciamo così, riprendiamo questa bella cosa che è stata il puzzo di stampa, per cui molti mi avevano cominciato veramente tanto ad apprezzare, non solamente per il sondazzo. Sarebbe bello ci fossero tutte e due le cose, ma per il momento accontentiamoci di una. Quindi io non mollo, perché non sono uno che molla di fronte alle difficoltà, agli ostacoli che insomma ti vengono messi davanti. Secondo, sono un professionista e voglio mettermi alla prova. Terzo, e voglio anche dimostrarlo che lo sono. Terzo, anche un'altra cosa, e cioè non mi ricordo il terzo, anzi, il terzo c'è una certa età, mi dimentico le cose, capito? Sì, insomma, comunque tutte queste ragioni. Ecco, è arrivato il terzo. Ho un grande amore per questa radio, perché ci ho vissuto, è la mia casa da tanti anni e voi siete i miei coinquilini, ecco, quindi indubbiamente questo amore mi fa pensare che prima di prendere qualsiasi decisione io debba tentare in tutti i modi di rimanere qui e di essere ancora il G di Radio Blu. Parte dei messaggi verte su questo argomento. Se è questo che vuoi, se per te questo è il momento di cambiare pagina, ecco. E poi ancora caro G, sono in Ranza, ciao Ranza, mi dispiace molto per la tua scelta sul sondazzo, spessissimo mi hai fatto sorridere dopo pessime giornate di lavoro, ti aspetto per i libri. Sì, è vero Ranza, sì, cioè lui ha una legatoria, sì, rilega i libri e mi ha detto vieni qui, ti do un monte di libri, e io non ci sono mai andato, sì, e poi ancora un altro che mi dice ciao G, mi manca il sondazzo che mi ha fatto ridere nei momenti più tristi e depressi di questi mesi trascorsi, ti ringrazio comunque e ammiro la tua scelta. Vedi, bene o male,
bisogna anche poi capire le motivazioni, no? Un altro mi chiede: ma su quale giornale? Ieri su Il Giornale. Sì, perché anche la stampa si è preoccupata. Uno smette di fare il sondaggio e dice: vabbè, che succederà mai? Arriva il giornalista che ti fa l'intervista. È incredibile. No, non è incredibile, oppure è credibile. Si vede che qualcosa ho costruito in tutti questi anni e non sto distruggendo niente, intendiamoci bene, io no. Dunque, poi sì, uno mi dice: sì, sondazzo o no, io ti seguo e lo farò sempre. Quando lo facevi io c'ero, ma c'ero anche dopo le 13:30. Ecco, molto interessante, cioè anche nel prosieguo del programma, finito il sondazzo, quello che facevo era seguito da questa persona come da tanti altri, ovviamente, no? Ecco, non leggo quelli più triviali che insomma vabbè non tanto nei miei confronti. Dunque, il G raggiunge vette incredibili anche parlando di inchiostro e fanculo la banalità. Ho detto fanculo, mi dispiace, ma è quello che mi hanno scritto. Ecco, diciamo, sì, ho parlato di inchiostro, sì. E dice: ma di cosa si può dire sull'inchiostro? Aveva ancora molte cose da dire sull'inchiostro, ma non ve le dico adesso, quando capiterà l'occasione. Ecco, la banalità si può sempre andare dove hai detto tu, caro, sì. E poi ancora, sì, questi si saltano. Sì, no, questi sono tutti da saltare, sì. Sì, ecco, questo è molto bello, lo voglio dire. Buongiorno G, avrei tante cose da scriverti, ma mi riservo di aspettare che finisca il periodo di transizione in radio per farlo. Mi manchi nonostante ti ascolti tutti i giorni. È bello, mi manchi nonostante ti ascolti tutti i giorni, è una frase molto bella. E l'unica cosa che per ora posso dirti è che ti voglio un sacco di bene, come se tu fossi mio padre. Allora, mi vuoi fare piagnucolare? Allora, grazie di tutto, e voglio dire anche che me l'ha scritto Sblindo, ed è un gran bel messaggio e ti ringrazio moltissimo, caro Sblindo. Me ne scrivi tanti tu, ma questo li ha superati tutti. Un altro mi dice: le tue idee, le tue scelte sono geniali, dai scacco e vinci. Anna. Scacco, matto, a proposito di matti, no? Sì, effettivamente. Dove ho messo, perché io ho perso un oggetto qui che ce l'avevo io, ecco qui, era sotto un CD. A volte le cose si nascondono sotto i CD, oppure ce li metto io. Un altro mi chiede una cosa. No, vedi, io non sollecito queste cose che tu dici, non le sollecito, no? Ognuno faccia quello che vuole, quindi non mi metterebbero in difficoltà comunque, per carità di Dio, più di quanto non lo sia già. Dunque, perché da oggi non si paga più la tangente sulla ricarica cellulare? E la Wind stamattina preleva come sempre. Sì, la Wind pare che sia l'unica, caro G, sì, dice l'unica che ci lascia insomma, io non ce l'ho la Wind, io c'ho la Team, ognuno sì, ci lascia la tassa sopra. E che ti devo dire? Sì, ma sai che anche io sui metro studio le persone, cerco anche di immaginare chi siano e cosa facciano. Mi attirano le vite che si incrociano indifferenti. È vero, le vite, tu guardi le persone come quando vai al mercatino, come quella bellissima canzone di Guccini, Vite, è vero? Sì, le persone sono vite, sì, a volte io penso, guarda, che ognuna di queste persone ha un suo mondo, una sua vita diversa dalle altre, anche se molti punti in comune, insomma, si hanno, perché bene o male, sai, siamo tutti uomini e abbiamo tutte mi è rimasto in mente quella di Pensa, quella cadenzina lì, appunto. Però tu vedi una persona sta lì zitta, no? Magari in un autobus, magari per strada, o in un bar, che ne so, e così via. Tu pensi, ma cosa penserà? Cosa avrà dentro? Quale problema avrà?
avrà dei problemi, io ho i miei, quella persona ha i suoi, non li confida a nessuno, in questo momento se li deve tenere tutti per sé, oppure pensa a qualcosa di bello, allora cerchi di capire dall'espressione facciale di questa persona se stia pensando a qualcosa di bello, a qualcosa di meno bello, oppure a quasi niente, a quello che gli passa per la mente, insomma, o le passa, parlando di persona. Può essere un uomo, può essere una donna, non so, io guardo gli uomini, ma soprattutto non so perché guardo le donne, sì, perché le donne hanno quel che espressivo a volte, no? Che insomma mi sembra che possano esprimere, sono più penetrabili. Davvero, bella scoperta, le donne sono più penetrabili, bella scoperta G, bravo, complimenti, davvero, non me l'aspettavo, allora, sì, vabbè, effettivamente cerco di capire, di ricostruire tutta una cosa, infatti in questo momento io sto scrivendo, perché sapete che scrivo, no? Sì, sapete che scrivo, no? Lo sapete che sto scrivendo una storia proprio su una persona di cui non so assolutamente niente, ma di cui mi piace ricostruire a mia fantasia è un romanzo, ecco, lo sto scrivendo, sono agli inizi, insomma, però a mia fantasia la vita e le imprese, davvero, ed è bellissimo tutto questo, ma questo te lo può dare questa impressione che una persona con cui non hai mai parlato, una persona che tu hai intravisto una volta e ti è rimasta in mente, no? Ma guardate cosa ha fatto Dante per Beatrice con la mano nemmeno sfiorata, tu m'addi te, oppure Petrarca con Laura o Leopardi con Silvia, ecco, bene, queste persone forse addirittura ti ispirano di più, le persone che tu non hai toccato, che non hai visto, cioè hai solamente visto o intravisto, con cui non hai mai veramente parlato, con cui non hai fatto proprio niente, effettivamente, rispetto ad altre che invece conosci anche troppo bene. È vero? Scrivere, i miei libri saranno presenti anche nella notte del mio compleanno, sì, fra il 17 e il 18 marzo, sì, perché io compio gli anni 18 marzo, sì, però attenzione, il 17 abbiamo questo incontro, la mia festa di compleanno, venite? Volete venire? Secondo me dovreste venire, sì, alcuni hanno già detto io prenoterò, eccetera eccetera, fatelo. A Castelmartini, in frazione di Larciano, c'è questo bar che si chiama Le Morette, perché questo luogo si chiama Le Morette, poi vi spiegherò anche perché questo luogo vicino a Larciano e a Castelmartini si chiama Le Morette, quindi ci sarà paella e sangria, e poi per mangiare, poi uno può mangiare, non mangia, però per mangiare vi consiglio, perché poi magari non trovate più posto, è la festa di compleanno del Gifero, e portate i numeri perché il sondazzo c'è, sì, sabato 17, allora chiamatelo 0573 84 91 05, ripeto 0573 84 91 05, se non ce l'avete più in mente chiamate me al mio solito numero e ve lo dico. Ecco, sul mio blog appunto ciaog.blog.tiscali.it trovate anche come si fa ad arrivarci, ed è facilissimo perché ci sono arrivato anch'io, incredibile, vabbè, d'accordo, quindi volevate il sondazzo, scusate, ma il 17 si fa, chissà se arriviamo ai tocche e mezzo di notte quando nasco io qualche anno fa. Certo, io direi proprio di sì, bravo, sempre un personaggio. Vi ricordate quando cantava "Ma se una radio è libera, ma libera veramente"? Ah, che bello, Eugenio Finardi. Ma restando nel campo musicale, tornando un po' qui alla stampa, leggo qualcosa che non sapevo, di Simone Cristicchi, è un fiorentino, diciamo, d'adozione in qualche modo. No, il trionfo di Cristicchi da San Salvi a Sanremo, con Povia figlio adottivo della città, nascono altrove e poi qua ci fanno anche un po' buca, vero? Bene, tre vittorie fiorentine, dice questo articolo, a Sanremo, eppure di fila, mica male, perché l'anno scorso all'Ariston trionfarono Povia e il suo piccione, l'anno prima ancora lui, Giuseppe Povia,
Povia, era stato il vincitore morale voluto da Bonolis per dare voce alla tragedia del Darfur, e per un anno intero ha fatto fare ai bambini e ai grandi. Quest'anno la dolce sorte è toccata all'amico suo Simone Cristicchi. Ti regalerò una rosa. Ha fatto emozionare davvero. 2 fiorentini d'adozione, il capellone liscio Povia e il capellone riccio Cristicchi sbaragliano il Festival della canzone italiana. Io lo leggo nella cronaca di Firenze, quindi anche perché non molti ce l'hanno, solamente chi ha comprato il giornale a Firenze, quindi in qualche modo può essere utile anche per gli altri. Qui a Firenze Beppone, che è Beppone, c'è restato, ha trovato l'amore a Povia. Beppone, ora sembra no, Don Camillo, vabbè. Si è riprodotto la figlia Emma e la sua canzone più bella. Simone ci ha passato 3 anni e mezzo, Simone Cristicchi, un bel pezzo della sua formazione musicale quando aveva 20 anni, e ora che di anni ne ha 30 con la lode ci torna spesso e volentieri. Lui che un tempo ormai lontano voleva essere come Biagio Antonacci, qui a Firenze ha trovato la maturità artistica entrando ai Tetti Rossi. I Tetti Rossi sono sai, i manicomi. Nell'ex manicomio di San Salvi il 16 ottobre scorso Cristicchi ha presentato il suo spettacolo di denuncia CIM, Centro di Igiene Mentale, che è anche un libro edito da Mondadori. Dopo esce il CD dall'altra parte del cancello, con documentario in DVD, un diario di viaggio negli ex manicomi italiani. Un bel impegno, come dire, capito, uno fa una cosa così magari non lo considera nessuno, e invece per fortuna è andata meglio di come avrebbe potuto andare, come tanti impegnati invece si sono visti ignorare, no? Sì, le lettere d'amore dei pazienti trattati come prigionieri o forse peggio non arrivavano mai a destinazione, erano sequestrate dagli psichiatri guardiani che le infilavano nelle loro cartelle cliniche senza speranza di guarigione o di uscita in quegli schedari tra Volterra e Firenze, e anche a Volterra. Cristicchi ha trovato le parole d'amore più belle, le più fresche, le più tormentate. L'anima dei matti, dicono, è più pulita della nostra, e per questo che quelle parole risplendono tanto sotto i riflettori sanremesi e fanno male e bene, dolore e gioia, sentimento puro. Anche l'Antonio, protagonista della canzone vincitrice del 57esimo Festival di Sanremo, ha una storia toscana. Lui è un malato di mente morto qualche anno fa a Monte Castello in provincia di Pisa. Vedete che esisteva qua. L'anno scorso tra il Piccione e la bella gente i 2 amici sono incrociati all'Ariston dopo che sui gradini della chiesa di Santo Spirito avevano schitarrato accordi alla chitarra nelle notti di vino e zanzare degli anni più belli della vita loro. Insomma, Santo Spirito, un bell'ambientino, per carità. Poi sempre negli anni della Bohème fiorentina, la Bohème, suonavano al porto di mare dell'Eschimino e all'Eschimino. Se li ricorda ancora Cristicchi, o meglio li porta con sé con affetto tutti quelli che per anni e anni lo hanno incoraggiato ad andare avanti in quello scantinato di musica. Qui c'è una serie di nomi, tutti musicisti, tutti cantautori, sono solo alcuni degli amici che ha lasciato a Firenze, che torna a trovare. Per lui Cristiano Sciascia ha scritto anche una canzone si intitola Senza, un testo che parla di ventenni annoiati, e visto come è andata in questi anni chissà che non tocchi a uno di questi 3 il prossimo Sanremo. Allora diciamoli: Cristiano Sciascia, Francesco Cofone e Marco Fontana. Ha visto mai che questi va sulla scia, e ora cosa conviene fare? Andare, se volete diventare dei divi da Sanremo, magari vincerlo, andate sugli scalini di Santo Spirito e suonate così come vi va, per la gente, per voi, per chi vi pare. Io però qui leggo un'imprecisione, cioè una trascuratezza, una mancanza, ecco, perché qui si parla di fiorentini adottati eccetera. C'è un altro vincitore quest'anno che nasce a Firenze, cioè almeno questo successo, cioè parlo di Fabrizio Moro, nasce a Firenze. Lui è romano, vabbè, fa il facchino e vabbè, sì, ora non penso che lo farà più il facchino, vabbè. Diciamo così che è stato preso sotto l'ala protettrice di Giancarlo Bigazzi e Marco Falagiani, 2 persone che da Firenze insomma portano in giro musica e canzoni e come dire anche successi, grandi successi insomma. Quindi forse qui si sono dimenticati, no? Che l'edizione La Cicala, così, no, la
la ciliegia, però la cicala sarebbe meglio. Vabbè, la ciliegia è proprio di Bigazzi e Falagiani, quindi un prodotto fiorentino. Una cosa però devo dire, una cosa la devo dire di Coso. La cosa di Coso, sì, ma di Moro, secondo me c'è il naso rifatto. Io Cristicchi non credo ci abbia niente di rifatto. È un ragazzo così, lo vedo anche tra l'altro come disegnatore di fumetti, perché so che è anche un disegnatore, un bravo disegnatore, ha proprio l'aspetto. Vabbè. Comunque, a parte questo, io il Fabrizio Moro lo vedo rifatto. C'è qualcosa, quel naso non è il suo e si vede, forse poi mi sbaglio, poi magari mi sbaglio, ma si vede che a un certo punto il naso, insomma, gli fa una certa infossatura classica, cioè del taglio, insomma, della limatura, insomma, che fanno ai nasi più voluminosi, e hanno fatto un nasino molto bellino che si vede, secondo me, che non è il suo, e si sente, sono quei nasi fatti. Io ci metterei la mano sui Fabrizio Moro c'è il naso rifatto. Allora uno si chiede, scusa, poi chiederò a chi di dovere, perché così almeno tanto basta che chieda, me lo dicono, se è vero o no. Come abbiamo detto anche tante altre cose che qui non si possono dire. Vabbè, diciamo sì, ecco, no, la domanda era questa. Il facchino, è uno che, come dire, c'ha i soldi per rifarsi il naso? Cioè il facchino? Oppure faccio il facchino, questa faccenda del facchino viene messa troppo avanti, scusate, ma ve lo devo dire, viene troppo, insomma, c'è gente che fa lo spazzino, il facchino, che fa qualsiasi tipo di lavoro, non la rammenta nessuno. Ecco, questo ha fatto il facchino, insomma, vabbè, che sarà mai? In ogni caso il facchino si è rifatto il naso, secondo me si è rifatto pure il naso, perché sai, con le mance, sai com'è, dai una mancia oggi, una mancia domani, scende, tu c'hai il nasone, vabbè, me lo rifò, dammi la mancia, e è andata, secondo me, si è andata a rifare il naso. Secondo me sì, secondo voi? Fate voi, c'è quella cosa lì, si vede, ho la mia impressione, no, poi vi saprò dire se è vero o se non è vero, poi non c'è mica niente di male, per carità di Dio, il naso, ma c'è questa tradizione, i fiorentini al festival dal Del Turco a Vallesi, c'è un altro trafiletto a Sanremo, fiorentini sono una tradizione. Alessandro Canino ha raggiunto l'autorità proprio al festival 92 con Brutta, tu sei veramente uno schifo, brutta. Poi altre due apparizioni all'Ariston, tu e Crescerai. Rodolfo Banchelli, che conosco bene, porta a Sanremo, ci ho lavorato anche con Banchelli, sulle tavole del palcoscenico, porta a Sanremo la sua Madame nell'84, ci riprova nell'85 con Bella Gioventù. Scoperto da Giancarlo Bigazzi, Aleandro Baldi di Greve debutta al Festival 86 e la nave va, ma la consacrazione sarà nel 92 quando vincerà fra le 9 proposte in coppia con Francesca Lotta con Non amarmi. 2 anni dopo Bissa, vincendo anche fra i big con Passerà. Diventa famosa a Sanremo Irene Grandi, debutto è del 94 fra i giovani con Fuori, nel 2000 porta sul palco di Arezzo una canzone di Vasco Rossi, La tua ragazza sempre, con la quale si classifica seconda. Sempre successi per Marco Masini al Festival del 90, ottiene la grande notorietà vincendo 3 giorni con Disperato, e da lì nasce questa, perché era molto disperato effettivamente, no? Cioè almeno nella canzone, e nasce questa orribile diceria, porta male, poi invece si è rifatto. Poi l'anno dopo torna e arriva terzo fra i big con Perché lo fai, una bella canzone. Alla sua terza partecipazione nel 2004 con L'uomo volante vince, insomma si parla di poco tempo fa, nel 2004, è così, come 2004? Quanto tempo è passato? Era il 2004 quando ha vinto L'uomo volante? Mi sembrava più vicino, siamo nel 2007, ma ragazzi, io non mi ricordo più nulla. Vabbè, dunque, il 91 fra le 9 proposte è l'anno di Paolo Vallesi, che sbaraglia tutti con Le persone inutili. L'anno dopo sarà terzo fra i big con La forza della vita, ecco le sue 2 grandi canzoni, il suo più grande successo. Nel 96 torna a Sanremo con Non andare via. Franco Simone e Fiorentino, d'adozione.
Passione, nel 74 al Festival con Fiumegrande, ci torna nell'85 con Ritratto, nel 69 Riccardo Del Turco canta con Antoine Ma cosa hai messo nel caffè? E poi Amare te è la canzone che porta Riccardo Azzurri, sì, lo ricordo Riccardo, sì, anche lui lo conosco bene, alla ribalta sanremese dell'83, ma sarà solo una meteora. Ecco, vabbè, comunque uno dice ci sono stato, saranno proprio tutti questi, ma forse ce n'è qualcun altro che si sono dimenticati, ma pensiamoci bene, mentre ci si pensa, pubblicità. Ascoltatore poco attento, e insomma, cioè praticamente il giorno stesso in cui ho deciso di non fare più il sondazzo non ho passato nemmeno la sigla no, perché la sigla dice parlare libero, io sono in semilibertà, quindi non posso, hai capito? Quindi la sigla non l'ho passata coerentemente con tutto il discorso, e poi sai, una sigla non tiene delle paroline, insomma niente male, per carità di Dio, io insomma mi si rizzano i capelli. Tu sei un ganzo, mi dice qualcun altro, e fa sempre piacere ascoltarti al di là del sondazzo, capisco la tua situazione, l'intelligenza e la qualità vanno al di là di tutto ciò. Un abbraccio, grazie, ti abbraccio, ti riabbraccio a mia volta, spero tu sia una donna, ma ti abbraccio anche se tu sei un uomo, per carità di Dio. Sì, uno mi dice che io non dico le parolacce, sì, ecco, vedete, no, ora vi spiego un'altra cosa, non dico le parolacce perché quelle mie non erano considerate, insomma, erano considerate parole spontanee e vere, e certamente se uno si deve trattenere è meno vero di quando invece uno non si trattiene. Ma c'è un'altra cosa, prima cosa ho detto prima? La cosa che più mi darebbe fastidio sarebbe che voi mi diceste banale, ecco, insultatemi, ditemi quello che volete, ma non ditemi banale. Ci sono sempre i soliti furbi che sono quelli, no? Dunque, allora, quello che mi interrompe sempre durante la lettura dei messaggi, cerca di interrompermi facendo sempre chiamate continue col numero riservato, e altri che mi scrivono cose che io non vorrei nemmeno, cioè quelli che ho classificato, no? Sì, una volta vi ho fatto vedere come, e ora sicuramente sempre queste persone hanno mandato 2 o 3 messaggi, banale, sei banale, capito? Perché è bello avere dei nemici, specialmente quando questi nemici sono dei cretini integrali, proprio, che non hanno niente dentro. Potevate dirmelo prima, cioè prima che io dicessi questo, allora forse mi sarei inquietato. Avendomelo detto dopo, ho capito che gli imbecilli siete voi, è chiaro, no? Sì, un altro, ma il sondazzo ancora, chissà per quanto tempo dovrò spiegare, non posso stare sempre, leggete il mio blog, c'è un articolo che ne parla, si intitola Scelte, ed è ancora l'ultimo che ho postato, e andate su ciaog.blog.tiscali.it, sulla Stampa che si è occupata di questo, e che ti devo dire, dunque io ti ho sempre ascoltato proprio per la tua umanità, perché ritengo che la tua intelligenza sia parecchio sopra la norma, sì, ma io questa norma, io ho conosciuto una volta una norma, però non ci sono mai salito sopra. Veramente, fa l'attrice adesso, sì, da un bel po' di tempo, fa l'attrice anche cinematografica e teatrale, però siamo stati ragazzi insieme, ma non mi sembra di esserci mai montato sopra, no, non era un granché, era la sorella di un mio amico, dunque sopra, sì, ecco, sì, che la tua intelligenza sia parecchio sopra la norma, non quella norma lì, ho capito, eccolo il disturbatore stupido, va bene, perché è così facile, manca del testo, forse volevi dire comunicare attraverso, vabbè, non voglio dire, arrivano tutti frammenti, alcuni di inizio, alcuni di finale, sì, ecco, uno dice non ti credo, non aspettavi il momento, ma ne sei costretto, ecco, no, un po' tutte e due le cose, e aspettavo il momento per poter fare un tagliettino, un'operazioncina,
è arrivato il momento, è arrivata l'occasione, ecco, però indubbiamente l'occasione che ti costringe a farlo è anche vero quello che dici tu, cioè tutte e due le cose. Comunque ho spiegato abbastanza bene, no? Sì. Sì. Non mi ricordo, cara Silistrina, non mi ricordo affatto quella cosa lì, non me la ricordo affatto, ma proprio per niente, mai successo. Forse in altre, no, non alla radio, non alla radio. Sì, vabbè, qui si fanno ironie non su di me e quindi gran bel discorso G. Il G non è solo un sondazzo, continuo ugualmente ad ascoltarti, non mollare. Grazie Borges, al tuo buon cuore. No, io non trattengo nessuno, per carità di Dio. Certo. Dunque, l'odierno chiarimento sul decorso delle cose mi ha molto tranquillizzato. La mia paura più grande non è di perdere il sondazzo, di cui peraltro ho circa, manca del testo, sicuramente circa 1000 mettiamo registrazioni, ma di perdere il G, questo vabbè, non importa, ho capito ugualmente, sì. Ecco, un altro mi dice invece che senza parolacce la mia trasmissione non sa di niente, che sarei come i Ceccherini, che senza parolacce non sa di niente. A me Ceccherini mi fa ridere ugualmente solamente guardandolo in faccia, per dire, insomma, comunque forse la sua faccia è una parolaccia, può darsi. Vabbè, ecco perché ce l'ha tanto in Dio, perché si è divertito un po' a farlo così, ma con tutto l'affetto, cioè l'affetto diciamo da spettatore suo, credo che insomma possa essere il Ceccherini anche senza, secondo me sì. Dunque, allora uno mi domanda, finalmente qualcosa che esuli da questo argomento, ti domando come mai tutti i pedofili o quasi hanno, forse è meglio dire abbiano, gusti omosessuali, se non è devianza quella, ecco, vabbè, io l'ho detto prima, ma mi ascoltate quando parlo oppure fate finta e vi distraete? No ragazzi, qui, ecco il professore sulla cattedra, non ci si deve distrarre, perché io ho proprio detto questo, il gay, l'omosessuale non è un deviato, perché nasce così con dei cromosomi messi in un certo modo, che vuoi fare? Mentre l'omosessuale pedofilo sì, ecco sì, l'ho detto prima, il pedofilo è un deviato, come mai tutti i pedofili quasi abbiano, ti domando come mai abbiano gusti omosessuali, se non è certo che è devianza quella, ma non perché hanno gusti omosessuali, ma perché vanno con i bambini, capito? Fossero anche con le bambine, sarebbe uguale, ecco, uguale, hai capito? Bambini o bambine, non è questione di omosessualità, però bisogna anche dire che è vero che la maggior parte dei pedofili è di tendenza omosessuale, quindi tende ad andare più col maschietto che con la femminuccia, dico così perché sono piccolini. E Cecchi Paone, anche se non è pedofilo, se non è un deviato lui, ma Cecchi Paone probabilmente ha trovato una sua dimensione che era sempre stata dentro di lui, perché io non posso pensare che una cosa che tu fai perché ti piace farla, perché a un certo punto ti riempie la vita, e non solo ti riempie proprio, insomma, tu la faccia perché tu voglia fare qualche cosa di diverso e basta. Se non ti piace non la fai, se non sei portato non la fai. Si vede che c'aveva una grossa tendenza che forse prima aveva mascherato, e poi chissà se l'aveva veramente mascherato, se già non frequentasse, vabbè, va sappi tu, sì. Dunque il sondazzo è stato, è e sarà per sempre un mito, e il G è un grande amico. Non ti conosco, ma è come se ti conoscessi bene. Ho macinato tanti chilometri in tua compagnia. Bene, sì, questo è l'importante. Il G è un amico, un parente stretto, sì, stretto, sì, sono molto stretto, sì, sì, dunque. Sono a casa malata, oh poverina, e ti sto ascoltando. Dopo le 4 ho un libro di Terzani che mi aspetta. Ti aspetta? E chi meglio di me? Milena, chi meglio di te cosa?
Dunque, allora scusa, sono a casa malata e ti sto ascoltando. Dopo le 4 ho un libro di Terzani che mi aspetta. Chi meglio di me? Forse perché sei malata? E Terzani, che c'è? Vabbè, Terzani. Guarda, io ci sto, guarda, io ci sto in pieno. Io e Terzani nella tua vita. Ma che non entri nessun altro, Io sono geloso, Terzani te lo concedo. No, sì, però legge anche qualche libro mio ogni tanto, no? Non siamo a quei livelli lì, intendiamoci. Narrativa, magari thriller se vogliamo, però insomma sì, no, andate a cercarlo, viene distribuito nelle librerie, cercate, voi dite voglio il libro del G si intitola Io sono il mostro, ecco, casomai voi fate così, io secondo me sì, la cosa dice non ce l'ho, come non ce l'ho, non è ancora arrivato, non ce l'hanno mandato, si richiede all'editore, hai capito? Subito fate così, sì, se no poi sai come sono. Io conosco delle librerie che l'hanno finito e poi non l'hanno richiesto, ma è incredibile questo tipo di comportamento, no? Poi magari l'editore dice, chiama, no? Il responsabile del marketing della casa editrice e chiama la casa editrice e dice allora come va? Il libro del G ce l'avete ancora? Ma il libro del G aspetta, no, se è finito da una settimana o 2, cioè, ma allora che richiedetelo, no? Ma insomma perché poi la gente va lì e non lo trova. Vabbè che ci sono tanti libri, voglio dire, ce ne saranno, ecco, però a volte ho visto che queste anche le librerie sono un pochino, marcano un po' il tempo, sì. No, dice caro Gino, non ho capito cosa è successo al sondaggio. No, ora basta. Dice, purtroppo non riesco a seguirti sempre a causa del lavoro, se puoi dirlo di nuovo, grazie davvero. No, basta, vai sul mio blog, vai. G, ti do un passaggio io la mattina, Ciao. Dani, sei un maschio o una femmina? Tu la mattina, io domattina devo venire da Firenze a Prato, capito? Da Firenze a Prato, verso insomma un'ora tipo l'11 così, insomma l'ora per essere qui a mezzogiorno e mezzo a fare il programma. Se no io piglio, per carità, piglio il mezzo pubblico. Sei una donna? Dani? Mi sa che tu sia un uomo. In classe mia ci sono sono gli americani. Mi hanno detto di portare un film che rappresenti l'Italia nel mondo e pensavo al Caimano o alla Vita è bella. Conosci qualche film eccetera eccetera? Italia nel mondo. Un film che rappresenti l'Italia nel mondo. I film di Bombolo, che dici? O di Thomas Millian, quelli no, con Edwige Fenech, Pierino, tipo Alvaro Vitali, rappresenta una bestia l'Italia nel mondo. Ma allora secondo me devi andare su un film grandioso, prendi Ladri di biciclette, certo non è molto recente, è dell'immediato dopoguerra, per carità, ma è uno dei più grandi, forse il più grande film neorealista italiano. Prendi Ladri di biciclette e ci rappresenta benissimo, perché in fondo oggi come oggi, come siamo ridotti, si finirà a rubare le biciclette ancora. Dai, no, che tu vuoi fare? Cioè, no, sto mettendo pochissime canzoni di Sanremo, come sentite, ho messo solamente le 2 vincitrici che mi sembrano le 2 più decorose, e poi cosa ho messo? Questa, poi che cosa ho messo ancora? Un'altra? Ho messo un'altra? Non mi ricordo oggi, ma insomma questa non è male, avevo detto al primo ascolto, va riascoltata, no? De bimbo, vabbè, sì, mi piace. No, non parlavo della canzone, rispondevo a un messaggio. Ciao G, sei una grande mente creativa. Non vorrei che voi pensaste che ora io leggo tutti i messaggi per incensarmi, no? Sono quello che mi scrive la gente. Sono una grande mente creativa, un jazzista del verbo, bellino, sviso. A provo che non fai, ecco, te non sei un jazzista del verbo, tu mi hai svisato male, non faccia. Ma che non fai? Perché mi metti no, mi hai messo in crisi, ho messo in crisi. No, dai, no, non perché no, ma provo che non fai più il sondazzo, che non faccia. Ecco, mettimi il congiuntivo per favore la prossima volta. Mi ci rivedo in questa tua situazione e io ci sono cresciuto. Ah sì? Dove? Come? Ah, beh, capita, può capitare. Sì. Ma no, a volte succede, no? Sì.
sì, vorrei fornicare con te. No, no, veramente manca del testo, dico nicare con te. Nicare, cosa sarà quel nicare? Manca del testo prima, no? Fornicare con te. E mi è sempre arrivata una parola di conforto, grazie, grazie. Ah, ho capito. Sì, però non so, vabbè, non si fornica, no, si fornica. Dunque, la minoranza non è una debolezza, la maggioranza non è una qualità. Sì. Belle parole, sì. Dunque, come la spieghi il motto parlare libero, io non ti tradisco e neanche i miei compagni di lavoro? 20 anni che ti ascoltiamo comunque. Non ho capito bene il senso di questo, comunque. Ieri un famoso centro commerciale, mi dite sempre voi al 333 180 52 52, segnatevelo questo numero perché poi è il filo, come si dice? Il cordone ombelicale che ci tiene insieme. Ieri in un famoso centro commerciale era affollato da genitori con bambini. Come fanno a tenerli là dentro con il sole fuori? Tu che ne pensi? Mi chiede Stefania. Effettivamente sì, insomma, il centro commerciale, capito, ti attira, ormai coagula. Dove si va? Si va al centro commerciale, magari dicendone il nome. Si va a sì, mamma, ma mi compri qualcosa? No, niente. Mamma, amore, morrà la bambina mentre è pieno di pianta agli occhi. Per la tua piccolina non compri mai malocchi, mamma, tu compri soltanto profumi per te, zanza, malocchi e profumi, no? Sì, e maritozzi, chi l'ha fatto? Vabbè, insomma, c'è aggiunto una cosa anche Renato Zero, mi sembra. Sì. No, questa mi è già stata mandata. Stavo pensando appunto a questa abitudine di andare nei grandi centri commerciali, perché lì c'è veramente tutto e ci sono veramente tutti, più gente ci va, più roba si vede, più, come dice quello del baraccone, più gente entra, più animali si vedono, venghino, no? E quindi praticamente i centri commerciali sono così, si guardano le cose, si guarda la gente, non c'è niente di veramente interessante, no? Ma c'è che ci vanno tutti, allora ci vanno in tanti, e allora perché non andarci anche noi? Vediamo questi parcheggi sempre pieni di macchine, e che ci sarà lì dentro? Cosa ci sarà? C'è che ormai, capito, ci si va a passare intere giornate, sappiamo benissimo cosa succede d'estate e si prevede un'estate molto calda quest'anno, molto. Avete visto che è inverno, pensate all'estate, e allora lì c'è l'aria condizionata, no? Si sente un frescolino. Dove si va la domenica? Sì, e fuori fa caldo, Nini, tu vedi, non si può resistere. Si va al centro commerciale, c'è un'arietta lì salubre, poi veramente, e allora uno va al centro commerciale, no? E cammina e deambula, perché nei centri commerciali difficilmente si sta fermi, si cammina, la gente sciama da un negozio all'altro, a volte si vedono negozi completamente vuoti e la gente che sciama davanti, a volte si vede la gente che si affanna una coda di una cassa, e compra i soldi, tira fuori i soldi, tessere, carte di credito, banco, tutta una specie di pollaio d'allevamento, insomma, una cosa così. I polli siamo noi, ovviamente, però a volte ci sono anche delle cose che servono, no? Certamente, magari in quel posto trovi un po' tutto quello che ti serve, mentre facendo il giro delle 7 chiese, cioè dei 7 negozietti, chiaramente per avere tutto devi andare dai salumieri, devi andare da questo, dai macellai, e quindi insomma lì magari giri e trovi tutto, magari poi un po' ti gira la testa perché è così grande, così alto, così enorme, così elefantiaco, no? Però ci fai l'occhio, ci fai la dimensione poi. Infatti poi se ne fanno uno più grande ancora, quello di prima che era già grandissimo per te diventa piccolo. Sì, diventa così, che è quello di piccolo? Diciamo mia più, perché devono essere grandissimi, perché più grandi sono più tu ci vai, più la gente ci va, perché non può più resistere a quelli piccini. Mi è successo a me, proprio sotto casa mia vicino c'è
un noto supermercato che all'epoca, quando insomma un po' di anni fa, diversi anni fa, era considerato grande, insomma, Dio mio, abituati ai negozietti, ai negozi normali, no? Era grande, in realtà non era grande, era piccolo, sì, cioè, perché poi ne è sorto poco più in là un altro della stessa catena, una catena enorme, cioè molto più grande. Era quello che sembrava grande, anche a me sembrava grande, è diventato piccolo, e se ci vado ora dico mamma mia, per carità di Dio, che roba l'è, e quindi insomma uno ci va meno volentieri, no? Sembra un negozino, eppure grandino, insomma grandino, però l'altro più grande l'ha soppiantato. Poi hai questa immagine, no? Allora pensi che è più grande e quindi c'è più roba e poi c'è più gente e poi magari c'è più smercio, quindi la roba sarà migliore, e non lo sai, ma tu vai e sciami e cammini e vai, tutta questa gente che cammina, ma dove andrà tutta questa gente, tutte queste formichine, no? Sì, no, perché oggi per esempio venendo in qua mi sono mangiato un panino prima di entrare qui alla radio, perché vengo presto, essendo senza macchina in questi giorni, e devo prendere questi mezzi pubblici, insomma, e mi porto dietro un panino, magari così me lo mangio appena scendo e poi entro qua alla radio. Infatti mi sono mangiato un panino qui in un posto molto bello, che è il Museo d'Arte Contemporanea Pecci, che non ho mai visitato all'interno, ma che all'esterno è molto bello, perché ci sono anche dei monumenti. Qui sì, a Prato, Piave della Repubblica, ci sono dei monumenti, sì, dei monumenti esterni, così me li posso godere, no? Sì, ce n'è anche uno molto bello, una vasca, una fontana, in stile neoclassico, no? Sembra una scultura antica, c'è un uomo disteso che si è addormentato, e dal suo otre, dal suo secchio che aveva, scende continuamente l'acqua, e c'è un piccolo fauno, un ragazzino sul bordo della vasca che fa così col dito, come dire zitti, silenzio, lasciatelo dormire, e più dorme più versa l'acqua. È una cosa degli anni 80 mi sembra, così, quindi 88 più o meno, quindi recente, non certamente a vederlo, però sembra un'opera addirittura del 600, per dire, no? Molto bello, quindi l'arte contemporanea può anche essere questa, e c'è del verde, no? E allora nei giorni in cui io, quei rari giorni in cui vengo senza macchina, mi soffermo, perché arrivo sempre un po' prima, perché certamente è bene essere più in anticipo piuttosto che in ritardo, con i mezzi pubblici non si sa mai, e allora mi aggiro in questi vialetti completamente deserti, con giardinetti ben curati, con tutti questi monumenti moderni. C'è quella zanna che si vede passando, no? Passando per quel viale alberato, c'è quella grande zanna che ha bisogno nuovamente di restauro. L'hanno restaurata non tanto tempo fa, sapete, o se l'hanno restaurata, ho capito com'è fatta, non è piena, è una grande struttura di ferro, di metallo, insomma di ferro immagino, ricoperta da qualcosa che non è piena, e questo qualcosa si spezza, si rompe e si vede il dentro, si vede che è vuota, sì, perché sotto questa c'è un parcheggio, si può andare lì e passeggiare anche sotto questa grande zanna, no? Che è bella, diciamo così, una bella cosa riconoscibile poi anche da lontano. Dice dov'è il Viale della Repubblica, quello dove c'è il Radio Blu, dove c'è la zanna, quella grande zanna, giri a destra per dire, entri lì, per dire così, e così vedi tutte queste opere moderne deferibilissime, no? Oppure magari invece più solide, ti aggiri. Il più bello e più grande è questa colonna rotta in tanti pezzi, come fosse fatta una carota fatta a pezzi, insomma, molto bello, molto funebre, ma anche molto bello, e lì ecco, ti metti a mangiare un panino. Questo panino fa delle briciole, ovviamente, no? I panini fanno delle briciole, i panini hanno sempre fatto delle briciole, perché senza le briciole che panini sarebbero? Pensa a quei panini, quelli morbidi che ti danno in certi fast food, no? Che non fanno briciole perché non si sbriciola nulla, non è pane, quello lì è gomma, ecco, invece il pane, è vero, sbriciola, e allora arrivano subito le formichine. Ecco le mie care dolci formichine che io voglio vedere, infatti le ho sbriciolate apposta per loro, forse anche per qualche uccellino, ma gli uccellini, sai, possono andare
andare di qua a volare, le formichine sono proprio terra, prendono il loro pezzettino e se lo portano dove devono portarselo, nel buchino, se lo portano nel buchino. E così ho potuto vedere le formichine che si davano da fare sui miei briciolini, no? Di pane. Sì, e così sono venuto felice e contento alla radio. Poi anche mi ero messo in un punto in cui c'erano dei germogli meravigliosi di fiori che stavano cominciando a venire fuori dal rametto, perché è primavera, è una primavera costante, indubbiamente si fa finta che lo sia, ma sembra veramente primavera. E quindi sono momenti belli, quasi quasi smetto di venire in macchina e vengo sempre solo che devo partire troppo presto, capito? Se no, guarda, sarebbe molto meglio. Chi è? Perché in Italia ci sta il mare. Ecco. In che senso? Questi maialini simpatici, maialini, no? Il maiale si piglia tutto, non si butta via nulla, voglio dire, no? Sì. G, la gente non capisce niente, sei sempre forte, F dalla Garfagnana, cioè nel senso che quelli che dicono non c'è il sondazzo, non ti ascolto più, viva Gesù, vabbè, ok, bravo. Sì, ecco, qui però purtroppo essendo moltissimi i messaggi, alcuni sono spezzati. Ciao, ti ascolto da 15 anni e quindi penso di conoscerti anche se solo radiofonicamente. Ho appena ascoltato le tue motivazioni per aver tolto il sondazzo, manca del testo. Se si completerà, se arriverà anche il seguito, lo faremo copia e incolla, no? Sì. Senti uno che dice: mi sono trasferito a lavorare in Toscana per poter ascoltare il sondazzo. Che succede? Dice Marco da Lucca. No. Questo è bellissimo. Uno che si trasferisce in Toscana apposta per poter ascoltare il sondazzo, dice: che succede? Devi tornare da dove vieni? Oh mamma, no, è bellissima questa cosa, no? Sì. Ma è che no. E poi è passata un po' inosservata, ma non mi sembrava male. Ascolta la canzone di Tosca e dici che ne pensi. Senti, guarda, io ho cercato qui in giro, non trovo la canzone di Tosca, non la vedo. O come mai? Perché la canzone di Tosca mi è passata, ho capito che canzone cantava, me la ricordo, però quella un po' zum pappa. Sì, Mau di Pontedera, scusa se te lo dico, ma mi fai un errore. Ma capita, no? Tanti io, per carità di Dio. Mi dice: Vite è di Adriano Celentano, non di Guccini. Ciao, con tanta stima e un po' di rammarico per la tua scelta, Mau di Pontedera. Caro Mau di Pontedera, a parte il rammarico per la mia scelta, eccetera, Vite è di Guccini, che è stata una canzone che è stata cantata anche da Celentano, ma è anche in un album di Guccini, perché è stata scritta da Guccini, parole e musica. Quindi onore a tutte e due, a Guccini che l'ha scritta e l'ha cantata, e a Celentano che l'ha scelta, perché se ha scelto di cantare una canzone di Guccini, cosa sicuramente non frequente per Adriano Celentano, sicuramente la sente come qualcosa di vero, ed è vero, un testo meraviglioso, è verissimo, che io ho fatto mio, come l'avessi scritto io. Non l'ho scritto io, ma è come se avrei potuto scriverlo anch'io, non perché voglia mettermi alla pari di Guccini, perché ha gli stessi sentimenti miei in quella canzone. Dunque, a proposito di Vite, ecco ancora, Vasco ci ha scritto: Alba Chiara era una ragazza che aspettava l'autobus tutte le mattine, davanti a casa sua, e lui la guardava dalla finestra. Sì, ma perché io l'ho detto anche prima, le maggiori ispirazioni non vengono da quella che te la dà continuamente, che sta con te, insomma, è chiaro che lì la tua ispirazione la sfoghi con lei, ma è la solitudine, l'ispirazione più bella, la poesia viene dal macerarsi dentro, viene
da non essere soddisfatti, se questa persona ti si nega o in qualche modo tu non hai la possibilità di averla o di avvicinarla, eccetera, è proprio quando allora ti sfoghi con la poesia, con la canzone, con qualcosa che cioè, è il sogno, no? È il sogno. Se questa persona è tua se te la puoi portare a spasso quando ti pare, voglio dire, in effetti alla fine non ti dà l'ispirazione, ti può dare altri tipi di ispirazione, ma le più grandi cose un giorno ci si mette l'olio a quella porta. Sì, ora porto l'olio da macchine o da porte, o anche si può mettere anche l'olio d'oliva. Sembra essere in castello, no? Quando qualcuno giustamente entra, del resto io sono il mostro, il castello, come i fantasmi. E via. Quindi no, dicevo appunto, esatto, sì. L'importante è essere distaccati da quella persona e avere l'impossibilità di averla, allora ti fa venire fuori poesia, canzoni, tutto il più bello, le più belle cose del mondo, anche perché se una persona la conosci poi ne scopri i difetti e addio Nini, se invece non la conosci e ti resta sempre come un sogno a distanza e tu non la vedi altro che nei tuoi sogni, e allora di lei vedi solamente il buono, il bello, e viene fuori la poesia. Già. Sì. Dove si legge la motivazione perché non fa più il sondazzo? Ciao G, sei grande. Andrea da Prato. Dove si legge? Si legge sul mio blog, per esempio, c'è questo articolo, scelte, sembra che sia molto chiaro, senza insomma, deviazioni mentali, e poi si legge anche su un giornale, ma è uscito ieri, e quindi dove lo trovi ormai, dove lo trovi? No, perché quando una cosa esce di domenica e io magari non lo so prima, sai che succede? Come faccio io a dirti oggi è in edicola e non ci sono in trasmissione, quindi è andata come è andata, quest'amore sempre nuovo, ma Prévert. G, ti stiamo vicini come hai fatto tu tante volte. Grazie Plasma, plasmiamo. Sì, vabbè, io voglio questa vicinanza, ecco, non drammatizziamola poi così tanto, la voglio sempre l'abbiamo avuta, e quindi vabbè, sono qui, no? Per me deviata è la gente che vuole imporre agli altri la propria morale. Brava sinistrina. Deviata è la gente che vuole imporre agli altri la propria morale. Non è male, è vero. Si parlava di deviazioni, no? Partendo dall'omosessualità, eccetera. Sì, è vero. Sì. Marco il Corriere. Ah sì, grazie Marco il Corriere, perché c'è Marco il Corriere, poi ognuno è identificato col suo lavoro. Ciao G, posso avere il CD dove canti Donna più donna? Rispondi per favore. Sì, ti rispondo, non c'è nessun CD dove c'è questa mia canzone Donna più donna. Dunque Donna più donna nasce come facciata B. Il maestro Reverberi che fece insomma questa operazione, questo 45 giri, no? In vinile nel 1981, la preferiva al lato A. Se fosse stato per lui il lato A sarebbe stato Donna più donna e il lato B sarebbe stato Tommy. In realtà il discografico, il signor Coppola, ma non è quello che hanno messo in galera adesso, no? Del Atlas Records, voleva l'altra canzone che gli sembrava più immediata, eccetera, effettivamente lo era, e quindi fu fatto un facciata A con Tommy e una facciata B con Donna più donna, forse un po' più rock, ecco, per quanto riguarda la parte musicale, c'era un chitarrista in questi pezzi interessante che veniva dalla Nuova Idea, un gruppo interessante dei primi anni 70, insomma, di un certo rock. Ebbene, niente, non esiste, perché è rimasto solamente questo 45 giri. L'ho visto recentemente in vendita su eBay, mi ha fatto un po' sorridere,
quindi ho l'impressione poi che tu non lo trovi nemmeno su internet, nemmeno ho provato a vedere se c'è qualcosa di mio, perché poi allora avevo il mio nome e cognome, no? E non c'è, per fortuna, purtroppo non c'è, quindi sono contento, va bene così, va bene così, anche perché poi tutte le volte che mi ritorna in mente dico, ma guarda te, se avessi continuato invece di fare quel gesto di strappare quel contratto discografico, allora ero impulsivo e forse non troppo professionista. Ora sono più professionista, l'impulso è dentro, però non è detto che non scappi fuori. Appunto mi ritorni in mente ancora Battisti, perché lo merita. Che differenza fra le sue canzoni e quelle canzonucole di oggi? Buon compleanno, Lucio. Sì, il grande Lucio, Lucio, 64 anni, oggi, ma le porta bene, guarda, bello magro come lei, sì, molto magro, tutto ossa, poverino, vabbè, d'accordo, allora, per concludere, perché siamo quasi alla fine qua, abbiamo fatto il puzzo di stampa, abbiamo fatto il caro G, l'abbiamo anche un po' intersecati, l'uno con l'altro, leggiamo una email, così anche che arriva attraverso appunto il mio blog, l'email fatta quella apposta per il blog. Ciao G, si chiama Pia, ah bene, Pia va bene, perché insomma se è Pia, anche io faccio parte, seppure da tempi abbastanza recenti, del popolo dei tuoi ascoltatori, ti ho anche conosciuto di persona in 2 serate, una delle quali più colta alla libreria a Arezzo, vero? In occasione della presentazione del tuo ultimo libro, ritengo che l'eliminazione del sondazzo ti dia la possibilità di una chance di rinnovamento e penso che questo non possa che essere considerato come un fatto positivo. Tutti i personaggi da te creati rimarranno vivi nella memoria, amen, degli ascoltatori, e per il futuro forza con la creatività e la fantasia che sono doti che certo non ti mancano. Auguri, io ti ascolterò sempre volentieri. Pia, cara Pia, Pia, anche tu. Chi è questa vocina? Eppure non c'è nessuno qui con me. Oh, una voce dall'aldilà. Non c'è nessuno in questa stanza. Ma vocina, fatti sentire ancora. Anch'io ti ascolterò sempre. Oddio, chi sarà? Lucio, sei te, Lucio? Lucio, sì. Vincent, mi si era nascosto, mi faceva la vocina, ecco, che lo so io, vabbè, d'accordo, ok. Sì, vedo tra l'altro che il blog è stato stravisitato anche in questo piccolo periodo in cui siamo stati insieme, e via. Anche perché poi, insomma, il sondazzo il 17 alle Morette di Castelmartini si rifà, ecco, il sondazzo si fa in pubblico, ok? Cosa che non è affatto disdicevole. Secondo me è disdicevole, secondo me no. Chi c'è? Ma cos'è? Senti, ma parlano. No, parla, io se queste voci non lo so, sento delle voci. È l'anima, sì. Poi di tutto. La porta che cicola. Ragazzi, allora, non ci sono i trapani, vabbè, ci sono tutte le altre cose. Va bene, lancerò la monetina per dare una risposta alle vostre cosciose domande e poi ci si saluta, eccola qua. Ha detto sì, la monetina ha risposto di sì, mentre Vincent mi faceva dei versi dietro e Tibor li rideva davanti a me. Ragazzi, non facciamo versi dietro, perché né per scherzo né per burla, con quel che segue, chiaro? Bene, a questo punto vi saluto, vi ringrazio del gentile ascolto, come sono stato gentile anch'io in tutto questo periodo di 3 ore e mezzo, e ci sentiamo domani, 12:30, il G ancora smacchinato, ma con la possibilità di osservare le persone e poi riferire al colto pubblico all'ascolto. Le vocine continuano, c'è qualcosa che non va. Aia, me lo immaginavo. A domani.